Sono poche le parole rilasciate dai big ma anche dai semplici militanti. Abbiamo già riferito a quello che ha detto Flavio Tosi, cioè che la colpa è anche dell'astensionismo, ma nel prossimo servizio ripercorriamo la giornata e le parole dei leghisti trevigiani, i big ma anche i semplici e pochi militanti che si sono ritrovati oggi pomeriggio al K3. Pochi minuti prima delle 16 il GAP è prossimo ai 1000 voti su Giovanni Manildo. Davanti a Cassugana alla spicciolata arrivano i fedelissimi di Giancarlo Gentilini, una piccola delegazione guidata dal consigliere regionale Federico Caner. Mentre il risultato si va consolidando, nessuno commenta lo spoglio. Per le prime dichiarazioni ufficiali bisogna attendere l'esito dell'incontro con Gentilini. La Lega non è finita, nel senso che il progetto politico della Lega secondo me è ancora attuale. Pochi minuti dopo a raggiungerlo a Cassugana è il presidente della provincia. Se continuiamo con le rese dei conti va a finire che si distrugge tutto quanto ancora è rimasto all'interno del nostro movimento. Ci dovrà essere una riforma sicuramente, però le persone intelligenti si confrontano, discutono, però poi accettano le linee del partito. Leonardo Muraro difende strenuamente Gentilini. A me dispiace soprattutto per l'uomo, Giancarlo Gentilini. Per l'intero pomeriggio in pochissimi del Carroccio hanno seguito lo scrutinio della prefettura. Giancarlo Iannicelli della lista Gentilini. Il nostro candidato Giancarlo è e rimane l'unico candidato possibile, perché sul piatto di fronte ai cittadini ha messo quello che è stato fatto in tanti anni. E al K3 i fedelissimi desertano, qualcuno scappa alla spicciolata, qualcuno fa autocritica, ma a prevalere ancora una volta è la voglia di aspettare che sia Gentilini a dire qualcosa. Voglia di cambiamento, cambiare comunque. No? L'età di Gentilini ha pesato un po' su questa candidatura e quindi hanno voluto cambiare anche per sentire nuove idee. La responsabilità del cittadino, prima di tutto, del cittadino. E quindi se le cose vanno male noi possiamo sempre ricriminare, sono 60 anni che si va avanti sempre nella stessa maniera. E dunque oggi lo sconfitto Gentilini non parla al momento, almeno fino all'attuale momento, ma ci aveva detto